Oggi siamo a Rossiglione, che si trova proprio al confine con il Piemonte. Adesso stiamo attraversando questo bellissimo ponte che ha una storia che adesso ci racconterà Filippo. Ciao Filippo, ben trovato, come va? Bene, benissimo. Bene, allora siamo qui alla vecchia dogana e adesso Filippo ci racconterai un po' la storia di questo edificio. Allora, questo edificio, intanto cominciamo col dire che è la prima casa di Rossiglione, ossia esisteva questo edificio quando non c'era ancora il paese. E questa era una sorta di stazione di posta, diciamo, cioè dove passavano con i muli, con i cavalli, con le merci e si fermavano per abbeverare i cavalli o per vedere sotto. Infatti è una vecchissima stalla e si ripocillavano chiaramente i commercianti, poi attraversavano quello che prima era un guado. Dalla parte di là c'era la dogana sanitaria, infatti da qui poi nasce il nome vecchia dogana, e poi poco dopo c'era il confine e andavano con le merci, andavano avanti. E invece cosa ci puoi dire di questo ponte che ho appena attraversato per arrivare da te? Allora, come ti dicevo, qui passavano con le merci. Le merci anticamente principalmente passavano per l'alta via, perciò da Montedente e in alto. Sì. Una parte però passava in fondovalle. Quando queste merci hanno cominciato ad aumentare sempre di più, quelle che passavano a fondovalle, e allora c'è stata l'idea di costruire questo ponte per il quale fu messa una tassa apposita da tutti quelli del paese, e questo ponte è iniziato a essere progettato intorno al 1690 mi sembra. Invece l'edificio, visto i storici scritti, parliamo sono intorno al 1300, ora noi ne abbiamo uno scritto di un incendio del 1500, però si parla del 1300. Quindi c'è veramente tanta storia. Tanta storia. Bene, adesso ci fai vedere, ci mostri il locale all'interno. Finalmente siamo nel mio posto preferito, che è la cucina, e siamo con Maria Grazia, che è la chef del ristorante, perché di solito noi siamo abituati complimenti allo chef, invece questa volta fanno complimenti alla chef. Grazie. Grazie a te. Allora, ci racconti un po' la ricetta che andiamo a preparare oggi? Allora, questo qua è un spezzatino di cinghiale con le castagne. Cinghiale con le castagne perché qui diciamo sono due prodotti che si riescono a trovare molto facilmente. Selvaggina poi in questi posti va per la maggiore, e quindi una volta ho sperimentato questo spezzatino, è piaciuto subitissimo e allora da quel momento lì ho iniziato. Quindi una tua ricetta? Sì, perché era partita come uno spezzatino classico, poi abbiamo detto proviamo. Quindi è spezzatino cambiarlo. la Maria Grazia? Ma possiamo chiamarlo così. Vai, raccontaci Ok. un po'. Quindi io taglio la carne in bocconcini, non troppo piccoli, nemmeno troppo grandi, Sì. perché se no poi se sono troppo piccoli cuoce troppo velocemente, quindi la carne si Certo. sfalda, quindi deve rimanere morbida ma non troppo. Quindi io la taglio in bocconcini. Poi ho già preparato un soffritto classico di sedano, carote e cipolle che Serve tanto. sì, abbastanza, Tanta perché carota, tanta cipolla e tanto sedano. a me piacciono le cose ben condite. Chi lo dici? Quindi cerco di fare più o meno un 50-50, diciamo, all'incirca. Ok. Quindi andiamo in casseruola, il soffritto, metto tutto il soffritto. E lo faccio andare per qualche minuto.
quando poi il soffritto è bello ammorbidito ci butto la carne, gli faccio lasciare tutta l'acqua che rilascerà e dopodiché sfumo col vino rosso, faccio cuocere per all'incirca un'oretta e mezza e quasi a cottura ultimata, quindi quando manca ancora un'orettina ci aggiungo le castagne e poi basta, è Quindi pronto. il tempo diciamo di All'incirca preparazione sono all'incirca 2 ore e mezza, 3. Due Sì, ore e mezza. poi preferisco sempre farlo cuocere bene, con calma, però all'incirca i tempi di preparazione sono questi. totale? Bene, benissimo. È arrivato adesso il momento del vino, Di sfumare. di allora. sfumare. Questa qua è diciamo una cantina che noi teniamo molto e che va anche tantissimo. In questo caso appunto lo sfumo fino Vai. a coprire la carne, Scatenati. così diventa bella corposa. Ma sentite che profumino. Ah, voi non potete sentirlo, mi dispiace. E a questo punto si abbassa la fiamma al minimo, come tutti i sughi, si mette il coperchio. E si va. E adesso siamo pronti per l'impiattamento. Il nostro cinghiale con le castagne alla Maria Grazia. E io onestamente non vedo l'ora di assaggiarlo. Ecco qua. Ole! Allora, io ho rubato questo piatto della cucina perché è troppo buono, però manca qualcosa, sento che manca qualcosa, vero Filippo? Cosa manca? L'accompagnamento principale per un piatto del genere è il vino. E io qua vi propongo un vino rosso, finché non è della zona, perché è un vino toscano, questo qua è un Montecucco, 100% sangiovese, ma lo propongo, oltre perché come abbinamento è perfetto con il cinghiale, ma anche perché c'è una curiosità, ossia chi produce questo vino, la famiglia di che produce questo vino è un ragazzo che è qui di Rossiglione che si è trasferito in quelle zone, perciò mi fa piacere anche citarlo per questo. Questo qui è Montecucco, si chiama Pagone, l'azienda è Prato al Pozzo. Dai, fammelo assaggiare, ormai c'ho già il sapore del cinghiale. Che bel colore. Io vado, alla salute. Già, fenomenale. Complimenti. Si adatta benissimo. Continuo a mangiare, scusate. E sono qui con la mia chef preferita, Maria Grazia, della vecchia dogana. Intanto io sto gustando il Buono? piatto che prepara. È fantastico. Bene. Un bicchierino di vino, poi la giornata è anche un po' freddina. Esatto, quindi si sposa. Perfetto, direi. Ma parlami un po' di questo locale. So che è anche un Risto Pub, non è solo Esatto. ristorante ma anche pub. Esatto, Quindi- qua è proprio nato come Risto Pub, volendo fare un qualcosa di diverso, quindi non un classico ristorante, non una classica pizzeria, ma unendo due cose che diciamo possono andare bene un po' per tutti. Quindi il ristorante, ma il pub è anche comunque una parte un po' più giovanile, diciamo. Ok, quindi proponete anche altri piatti. hamburger, piatti del ristorante sono appunto piatti tipici, sia liguri che piemontesi, diciamo. Sì, essendo sempre qui nel confine. Esatto. Però appunto abbiamo aggiunto questa parte che nei paesini spesso non si trova, ma si trova molto più comunemente in città. E quindi abbiamo voluto aggiungere questa parte di pub con diciamo fritti classici come patatine, bocconcini di pollo, olive ascolane, salvia fritta, anelli di Che cipolla, un sacco di sfiziosità
E poi gli hamburger, alcuni diciamo che prendono il nome da cascine del paese, mentre alcuni diciamo sono classici tipo Texas, Ragnarok. Dentro c'è la qualunque, quindi sono molto golosi, e qua infatti vanno tantissimo poi il pane di nostra produzione. Quindi è un locale adatto per grandi e per piccini. Esatto. E poi ho saputo anche di un'altra chicca fantastica che è raro da trovare. La musica dal vivo, il venerdì sera. Sì. Ma è bellissimo. Qua appunto al venerdì sera abbiamo musica dal vivo, perché mio papà è appassionato, lui suona, ha sempre suonato, e quindi avendo tanti amici che si occupano di questo appunto, riesce a trovare gruppi che spesso in giro non riescono a trovare. Lui è amico di tutti. Esatto, quindi qua abbiamo spesso diciamo musicisti di un certo calibro. Ho sentito qualche nome importante di mia conoscenza. Sì. Ascolta, ma chi ti dà una mano in cucina? Allora, diciamo che appunto io mi occupo della parte del ristorante e faccio quasi tutto da sola, ma poi ho mio fratello, che essendo che siamo una gestione familiare, siamo tutti qua dentro. Volevo arrivare a questo punto. Siamo in 5 fratelli. Dal più grande alla più piccolina, diciamo tutti cerchiamo di darci una mano. Bellissimo. E quindi il più grande si occupa della parte pub, mentre io con quello più piccolo di me di qualche anno, essendo che abbiamo studiato entrambi cucina, mi dà una mano lui. È bello lavorare in famiglia. Sì, c'ha i suoi pro e i suoi contro, perché quello logicamente ti scontri tantissimo, però alla fine sei in famiglia, quindi non c'è niente. Vi vivete veramente? Sì, assolutamente. Questa è una cosa bellissima. Sì. E c'è un altro fratello che invece si occupa dei cocktail. Si occupa dei cocktail, lui diciamo che non studia e non ha studiato per quello, però è appassionato e quindi lui lo fa, sperimenta e quindi sì, ogni tanto diciamo che è lì dietro che fa i suoi cocktail. Facciamo una cosa bella, io adesso mi finisco con calma questo piatto fantastico e poi andiamo ad assaggiare il cocktail del tuo fratello. Va bene, volentieri. Grazie. Allora, prima parlavamo dei cocktail. Sì. Vero? Ok, fate anche i cocktail. Esatto. Ora, tuo fratellino, col tuo fratellino andremo a preparare uno dei cocktail che proponete. Esatto. In questo caso è il Barber Mule, che sarebbe una rivisitazione del Moscow Mule. L'abbiamo rivisitato proprio noi e diciamo che gli ingredienti sono camatti, basanotto, ginger beer e succo di lime. Il nome prende gli abbiamo dedicato anche un panino che sarebbe Barber Van. da abbinare. Esatto. Volendo uno ce lo può abbinare o se no si può bere anche solamente così. Appunto l'abbiamo dedicato a un nostro amico parrucchiere che andava in giro con un van a tagliare i capelli per beneficenza, e quindi abbiamo dedicato queste due cose. Fortissimo. Dai, grande Carol, sei tutti noi. Poi ovviamente assaggerò anche questo cocktail. Sono qui apposta io, d'altronde. Poi magari, non so, si abbina anche con il cinghiale alle castagne, forse no, ma no, va bene. Là. Ora cosa ci mettiamo? Ghiaccio. Ghiaccio. Sì. Leggera mescolata. Bene. E dopodiché? E a completare un top di ginger beer. Bellissimo. Guarda là che bontà. E andiamo come garnish una scorzetta di lime. Fantastico. Grazie. Bevi. Mi
tocca anche questa. Strepitosa. Complimenti, non l'ho mai assaggiato. Venite qui e non ve ne pentirete.